Eder. Mech. Pallister. La giustizia italiana, un circo di prove perse, suicidi improbabili e killer sbagliati. Benvenuti nel fantastico mondo della giustizia italiana, dove le prove si disintegrano come neve al sole, i colpevoli sbagliati finiscono in cella mentre i veri assassini brindano altrove. E le indagini sembrano sceneggiature di un thriller scritto male. Parliamo di Massimo Bossetti, della strage di Erba, di Garlasco, di Pierina Paganelli e di Liliana Resinovic. 5 casi, un unico filo conduttore, il caos. Preparatevi a un viaggio tra DNA trasferiti senza frigo come pizze da asporto, reperti distrutti da cancellieri con manie di pulizie, e procure che vedono solo quello che vogliono vedere, con un occhio chiuso e l'altro distratto. E sì, ci concentreremo su Liliana e Pierina, perché se c'è un'Olimpiade dell'assurdo giudiziario, Trieste e Rimini sono in corsa per l'oro. Immaginate la scena: Massimo Bossetti, ergastolano per l'omicidio di Yara Gambirasio, sta a bollate a sfornare torte mentre urla la sua innocenza. La sua condanna poggia su un DNA che sembra un Rivas, nucleare sì, mitocondriale no, forse contaminato, chi lo sa, i campioni per un riesame. Trasferiti da Parma a Bergamo senza refrigerazione, come un picnic estivo andato a male, risultato, distrutti. Ops, dice la giustizia, non c'è più niente da controllare, fidatevi di noi. Fidarsi? Certo, come fidarsi di un cuoco che brucia la ricetta e poi ti serve il piatto carbonizzato. Intanto, a Erba, Olindo e Rosa Bazzi marciscono all'ergastolo per la strage del 2006. Ma un cancelliere zelante decide che gli abiti delle vittime sono roba da declattering e li fa distruggere senza autorizzazione. Geniale, no? La difesa chiede una revisione con tecnologie moderne, la Cassazione nicchia, e nel 2025 si parla di Corte europea. Ma tranquilli, la verità può aspettare, abbiamo una sentenza da difendere. E poi c'è Garlasco, dove Alberto Stasi ha scontato 16 anni per aver ucciso Chiara Poggi, salvo uscire nel 2022 e scoprire che forse il killer è Andrea Sempio, il cui DNA spunta sotto le unghie della vittima. Una super perizia nel 2025 riapre il caso, ma non è buffo. La giustizia italiana passa anni a incastrare un tizio su prove traballanti, poi si accorge che magari ha preso il vicino sbagliato. È come ordinare una pizza margherita e ritrovarsi una 4 stagioni, sorpresa. Parallelismi? Certo, anche a Rimini, con Pierina Paganelli, la procura ha il suo prescelto, Luis da Silva, amante della nuora Manuela Bianchi, in carcere dal 2024 per le 29 coltellate alla 78enne. Prove? Zero DNA sul luogo del delitto, un video che non quadra con la sua statura, Emanuela che cambia versione come un camaleonte, ma la procura insiste, è lui, punto. Intanto, tracce di DNA di altri uomini e donne sulla scena, dettagli, sciocchezze, roba da dilettanti, e i fratelli Bianchi, Manuela e Loris, pieni di contraddizioni, troppo complicato, meglio il capro espiatorio esotico con storie di voodoo, ironia della sorte. Nel 2025 da Silva chiede la scarcerazione, e la criminologa Roberta Abruzzone sbotta, non c'è nulla che lo colleghi al crimine. Ma tranquilli, la giustizia ha già il suo copione. E ora, signore e signori, il capolavoro, Liliana Resinovic, scomparsa da Trieste nel 2021, trovata morta nel 2022 in un boschetto, avvolta in sacchi con la testa in buste di nylon. Suicidio, dice la procura per anni. Certo, perché chi non si suicida così, con una coreografia da film horror? Sebastiano Visintin, il marito, è un'enciclopedia di indizi, messaggi ambigui con l'amico Claudio Sterpena, gestione sospetta della sparizione, eppure per la giustizia è intoccabile. Nel 2025, una super perizia di Cristina Cattaneo ribalta tutto, asfissia da terzi, lesioni, fratture, corpo che non può essere lì da settimane, ma la procura di Trieste, ostinata come un mulo, ci ha messo anni a mollare la pista del suicidio. Parallelismo con Pierina? Entrambe vittime di indagini miopi. A Rimini si fissa da Silva ignorando i Bianchi, a Trieste si santifica Sebastiano scartando l'ovvio. Liliana meritava un'indagine seria,
non una telenovela di supposizioni assurde, Pierina, una vecchietta massacrata, non un trofeo per una condanna facile. Cosa lega questi casi? Una giustizia che perde prove come un turista perde il portafoglio, Bossetti e i campioni rovinati, Erba e i reperti bruciati, Garlasco e il DNA tardivo, una giustizia che si innamora delle sue teorie e non le molla, come un adolescente con una cotta sbagliata. Stasi condannato mentre Sempio ride, Da Silva incastrato mentre i bianchi chiacchierano, Sebastiano intoccabile mentre Liliana urla dall'aldilà. È un circo, ma senza risate, errori procedurali, inerzia, arroganza. La verità? Un optional, un fastidio, una seccatura per chi deve timbrare il cartellino e chiudere il fascicolo. Nel 2025, Bossetti cucina, Olindo e Rosa sperano nell'Europa, Stasi guarda Sempio da lontano, Da Silva aspetta un giudice meno cieco, e Liliana resta un mistero che Trieste non vuole risolvere. Pierina? Un altro caso derisolto, ma non troppo. La giustizia italiana è un carrozzone che arranca, tra ironie tragiche e sarcasmi involontari. Prove distrutte? Colpa del caldo, colpevoli sbagliati. Pazienza, capita. Piste ignorate? Non c'è tempo. E così, mentre Massimo, Olindo, Alberto, Luis e Sebastiano si giocano il destino, Pierina e Liliana restano fantasmi di un sistema che preferisce specchiarsi piuttosto che guardarle in faccia. Geniale, no? Peccato che non faccia ridere. La comunità di Lucera è stata scossa dalla notizia della morte di Pierluigi Esposito. Un netturbino di 59 anni che ha trascorso 8 mesi in una lotta estenuante contro le conseguenze di una violenta aggressione subita mentre svolgeva le sue mansioni. L'incidente, avvenuto lo scorso luglio, ha lasciato il signor Esposito con gravi ferite che hanno richiesto il trasferimento tra diverse strutture ospedaliere, nel tentativo di salvargli la vita. Purtroppo, nonostante gli sforzi medici, è deceduto all'ospedale di Bari a causa di un'emorragia che si è rivelata fatale. Il tragico evento ha portato all'arresto di un giovane di 29 anni, anch'egli residente a Lucera, con l'accusa iniziale di tentato omicidio. Tuttavia, con il sopraggiungere della morte dell'Esposito, il quadro legale potrebbe aggravarsi, trasformando l'accusa in quella di omicidio. Questo cambiamento non solo riflette la gravità delle conseguenze dell'aggressione ma potrebbe anche comportare pene detentive significativamente più severe per l'imputato. Le autorità competenti non si stanno limitando a questo singolo sospettato. La procura di Lucera ha aperto un'indagine più ampia per stabilire se l'aggressione possa essere stata perpetrata con il coinvolgimento di un secondo individuo. Le indagini mirano a chiarire tutti gli aspetti dell'evento, raccogliendo ulteriori testimonianze e prove che potrebbero portare a nuove incriminazioni. Intanto, la comunità locale si stringe attorno alla famiglia di Pierluigi Esposito, manifestando il proprio cordoglio con numerose manifestazioni di solidarietà. Questa tragica vicenda ha inoltre sollevato dibattiti sulla sicurezza dei lavoratori e sulle misure necessarie per prevenire simili episodi di violenza in futuro. La speranza condivisa è che giustizia venga fatta e che la memoria del signor Esposito possa servire come monito per un rinnovato impegno nella lotta contro le aggressioni. È stato individuato e fermato a poche ore di distanza dall'accoltellamento il quindicenne che, nella serata di sabato 29 marzo 2025, ha ferito gravemente un coetaneo nel pieno centro di Frascati, alle porte di Roma. L'aggressione è avvenuta intorno alle 20:30 in piazza Guglielmo Marconi, una delle zone più frequentate della cittadina, soprattutto nei fine settimana. Dopo l'episodio, il giovane si era reso irreperibile, ma le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciarlo nella notte. Si trovava a Ciampino, a casa della fidanzata, dove è stato fermato da polizia e carabinieri. Portato in commissariato per essere interrogato. Ha ammesso le proprie responsabilità e nei suoi confronti è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti a offendere. Intanto, la vittima, raggiunta da almeno un fendente al torace, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, dove si trova ancora ricoverata sotto osservazione. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, tutto sarebbe iniziato con un'accesa discussione tra i due adolescenti, entrambi di 15 anni, legata a un debito non saldato. La vittima, infatti, avrebbe dovuto pagare all'aggressore una somma di denaro per alcuni capi di abbigliamento acquistati nell'ambito di una compravendita tra coetanei. L'incontro tra i due sarebbe avvenuto proprio per chiarire la questione. Tuttavia, la situazione è presto degenerata. Il presunto aggressore avrebbe estratto un coltello dalla tasca e, senza esitazione, avrebbe colpito il coetaneo al torace, lasciandolo sanguinante in mezzo alla strada prima di darsi alla fuga. La scena non è passata inosservata. La zona in cui è avvenuto l'accoltellamento è molto frequentata, soprattutto nei fine settimana, e diversi testimoni hanno assistito al violento episodio. Alcuni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. Inizialmente, vista la dinamica e la giovane età dei protagonisti, gli investigatori hanno ipotizzato che l'accoltellamento potesse essere legato a una rivalità tra gruppi di adolescenti. Una sorta di regolamento di conti tra bande giovanili. Tuttavia, le indagini della polizia e dei carabinieri hanno rapidamente chiarito il movente dell'aggressione: il debito non saldato per la compravendita di vestiti. Dopo aver raccolto le prime testimonianze e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, gli investigatori hanno identificato il quindicenne come autore dell'accoltellamento. Da quel momento è scattata una vera e propria caccia all'uomo per rintracciarlo il prima possibile. Il giovane, nel frattempo, aveva cercato rifugio a Ciampino, nell'abitazione della fidanzata. Ma la sua fuga è durata poco. Nella notte tra sabato e domenica, polizia e carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento e lo hanno bloccato. Portato in commissariato, è stato interrogato dal magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, davanti al quale ha ammesso le proprie responsabilità. L'autorità giudiziaria ha disposto per lui una misura restrittiva della libertà personale e il giovane è stato arrestato, nonostante l'arresto dell'aggressore. Le indagini da parte della Procura dei minori proseguono per ricostruire nei dettagli l'esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità di altre persone. Gli inquirenti stanno cercando di capire se il quindicenne abbia agito d'impulso o se l'aggressione fosse premeditata. Inoltre, restano aperti alcuni interrogativi sulla questione del debito. Si trattava di una semplice transazione tra coetanei o c'è un contesto più ampio da analizzare, magari legato a un giro di compravendite più strutturato? Per il momento, il quindicenne resta in stato di arresto, mentre la vittima lotta in ospedale per riprendersi dalla grave ferita subita. A Foligno, una vicenda tragica e complessa ha portato all'arresto di una donna di 43 anni con l'accusa di omicidio aggravato nei confronti del padre 75enne, con il quale viveva. L'intervento delle forze dell'ordine è stato sollecitato dopo il ritrovamento del corpo dell'anziano all'interno della loro abitazione. Evento che ha scatenato una serie di indagini dettagliate e delicate gestite dai carabinieri, sotto la direzione della Procura di Spoleto. Gli esiti degli accertamenti medico-legali, condotti dal dottor Sergio Scalise Pantuso, hanno rivelato che la causa della morte dell'uomo è da imputare a strangolamento. Queste conclusioni hanno posto la donna al centro dell'attenzione investigativa, dato che si tratta di una morte violenta verificatasi nel contesto domestico e familiare della vittima. Tuttavia, le motivazioni che potrebbero aver portato a un gesto tanto estremo restano, al momento, avvolte nel mistero. La segnalazione del decesso è pervenuta quando la figlia ha informato le autorità, sebbene trascorsi diversi giorni dalla morte del padre. Questo ritardo ha sollevato ulteriori interrogativi riguardo alle dinamiche e alle relazioni familiari all'interno della casa. Le forze dell'ordine di Foligno stanno ora esaminando vari aspetti della vita del defunto e del suo rapporto con la figlia, cercando di ricostruire un quadro chiaro delle circostanze antecedenti la tragedia. Nel frattempo, le indagini proseguono senza sosta per determinare con precisione il movente e la sequenza degli eventi che hanno portato a questo esito drammatico. L'obiettivo degli inquirenti è quello di mettere ordine nei tanti dettagli della storia,
affinché giustizia possa essere resa e si faccia piena luce su una situazione intricata e dolorosa. La comunità di Foligno, intanto, guarda con apprensione e interesse allo sviluppo delle indagini, augurandosi che venga fatta chiarezza e che i responsabili, qualora vi siano, vengano chiamati a rispondere delle loro azioni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.